eccetera, si separò da eccetera. Devo averti sognata al principio di un rigo. Ho provato a sfogliare, c'eran tante parole, ma di te neanche un grido, forse solo l'odore. Tra le file di inchiostro io cercavo col dito il tuo viso nascosto dentro il senso di un libro. Fu così che mi chiesi se eri già stata letta sui puntini sospesi. Anche l'occhio si invecchia, restai senza parole quando volarono su. Tu parlavi di doveri e adesso dov'è quel senso del dovere che ti lega? Dov'eri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza nessuno? Dov'eri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza qualcuno? Ti ritrovo sul foglio, cominciare la frase, un grammatico sbaglio di espressioni confuse, come fronda contraria, io radice nell'aria, tu sei nave che oscilla dentro un'altra bottiglia, resto senza parole ora che volano su. Tu parlavi di doveri e adesso dov'è quel senso del dovere che ti lega a me? Dov'eri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza nessuno? Dov'eri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza qualcuno? Ma parliamo di doveri, dove sei ora tu? Parliamo di doveri da quando lei non c'è più. Eccetera, si separò da eccetera, 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 eccetera. Buonasera, noi siamo gli Ecu, veniamo dalla Romagna, Forlì, Santa Sofia, e portiamo il nostro progetto, il nostro disco, il nostro terzo disco, si intitola Un altro me, è un concept album che racconta la storia di un barista sostanzialmente, storia di un barista barra pittore, quindi è centrato tutto sul fatto dell'abitudine che ci coinvolge nella prima parte, sia dal punto di vista delle parole, sia dal punto di vista della struttura musicale. E nella seconda invece entra in scena un pittore, che è sempre lo stesso personaggio, e quindi c'è un'idea di doppia personalità che un po' abbiamo probabilmente tutti dentro. E questo l'esigenza della scrittura parte proprio da questo pretesto, ovvero raccontare il nostro doppio, la nostra figura che in qualche modo ci rappresenta e riflette attraverso uno specchio ipotetico. Perché siamo qui a Musicultura? Perché Musicultura comunque rappresenta, diciamo, a livello nazionale uno dei concorsi più importanti e così abbiamo tentato di partecipare, quindi siamo qui alle selezioni, siamo contenti, siamo felici, orgogliosi di essere qua e speriamo di ritornare più volte.